Partendo dallo studio dei piatti tipici inglesi, abbiamo poi fatto ricerche su cosa fosse stato presentato all'Expo per l'Inghilterra, l'Italia, Marocco e Tunisia. Abbiamo imparato quindi che uno dei piatti tipici inglesi è fish and chips. Poi, dalla presentazione della nostra nazione, abbiamo preferito soffermarci su di un piatto tipico nella nostra città di Sarno. A casa abbiamo quindi chiesto alle mamme di spiegarci una ricetta ed ecco, guardatevi o gli ammoniti. Vi chiederete perché abbiamo inserito il Marocco e la Tunisia? Perché grazie ai nostri amici Joseph con origini tunisine e Ilem con origini marocchine abbiamo potuto conoscere anche usi, costumi e cibi tipici dell'Europa. Io ho chiesto a mia madre di scrivermi la ricetta del couscous, piatto tipico del Marocco. Io invece alla ricetta tipica tunisina, harissa, è un piatto molto speziato e piccante. Questo percorso ci è piaciuto molto perché abbiamo fatto un bel lavoro di squadra E soprattutto perché